E quando ho guardato i miei figli, mi sono messo a piangere perché non sapevo cosa dire a loro. Quando sono arrivato, la prima parola che ho detto a loro, adesso papà è diventato, papà non si chiama più papà, papà si chiama papà mamma perché la vostra mamma non c'è più. Il dolore di un marito che ha perso l'amore della sua vita e quello di un papà che ora dovrà crescere da solo 5 figli. Lambert Huapi non si dà pace per la morte della sua Marie-Louise, stroncata da un tumore 3 ore dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Eppure, sorretto da una grande fede, trova la forza di andare avanti per i figli. Non piango mai, ma mi trovo sempre che piango perché questa donna mi ha lasciato un vuoto nella vita. Ma per ringraziarla darò il massimo per fare crescere bene i suoi figli. Il Signore mi accompagnerà in questo percorso dove lotterò fino alla fine per dare ai miei figli il massimo di questa vita. E sono davvero tanti in queste ore così tristi a manifestare affetto e solidarietà per la famiglia di Marie-Louise Lambert. La Caritas diocesana di Vittorio Veneto ha aperto un conto corrente e la comunità intera si stringe a questa famiglia originaria del Camerun che si è fatta ben volere da tutti. Sia Marie-Louise che Lambert hanno sempre lavorato nelle case di riposo come operatori sociosanitari, portando aiuto e affetto agli anziani. Ora, nel momento più difficile, questo affetto sta tornando al marito e ai figli di questa mamma sfortunata. E papà Lambert non smette di ringraziare l'Italia e i trevigiani. Ringrazio tutti quelli che si stanno muovendo per aiutarmi, per i figli. E questo è un paese che mi ha dato tutto, un paese in cui mi sono praticamente fatto, ho lottato a integrarmi. Ringrazio veramente tutta l'Italia e penso che questo è un gran paese che sa accogliere. Ringrazio di nuovo l'Italia che mi ha accolto, che mi ha dato questa chance per diventare quello che sono oggi.